Il più grande e complesso scambio di prigionieri dalla fine della guerra fredda ha coinvolto Stati Uniti, Russia e altri 5 paesi con la liberazione di 26 persone. Tra questi il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich e l'ex marine Paul Whelan. Washington sperava di includere anche Alexei Navalny, ma non è stato possibile a causa della sua morte. Il Cremlino ha ottenuto il rilascio di 10 detenuti, tra cui Vadim Krasikov, colonnello dell'FSB. Lo scambio è stato un successo diplomatico per Joe Biden e la sua amministrazione, coinvolgendo lunghi negoziati multilaterali e un ruolo cruciale della CIA. La Germania ha accolto 12 prigionieri, tra cui il mercenario Rico Krieger. Biden ha celebrato la liberazione come un'impresa diplomatica e ha promesso di continuare a lavorare per riportare a casa tutti gli americani detenuti ingiustamente. Questo scambio rappresenta una vittoria politica per Biden, ma un rischio per Putin. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz potrebbe affrontare conseguenze sull'opinione pubblica tedesca. Lo scambio, supervisionato dai servizi segreti turchi con il coinvolgimento di più paesi, è un esempio significativo di cooperazione internazionale per la risoluzione di questioni umanitarie complesse. Il 2 agosto 1980 la stazione di Bologna fu teatro di una strage devastante, attribuita a organizzazioni neofasciste. Questo tragico evento, che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana, è ricordato come una ferita insanabile e un monito per le giovani generazioni. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso solidarietà ai familiari delle vittime e ha ringraziato per la loro tenacia nella ricerca della verità, ribadendo l'impegno del governo nel declassificare gli atti relativi alle stragi del dopoguerra. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha evidenziato la natura neofascista dell'attentato, sottolineando l'importanza di difendere i valori di libertà e democrazia. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato della necessità di proseguire con la desecretazione degli atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta e per far luce sui lati oscuri del passato. Anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, ha partecipato alla commemorazione, affermando che la giustizia è fondamentale per curare la memoria e prevenire l'odio e la vendetta. La commemorazione del 2 agosto del 1980 rappresenta un momento cruciale per riflettere sull'importanza della memoria, della giustizia e della difesa dei valori democratici contro ogni forma di totalitarismo e intolleranza. A Roma, nel quartiere Borghesiana, 2 ragazze di 18 anni sono state violentate in un'abitazione all'ultimo piano di via Torregrotta. Le giovani, una della provincia di Roma e l'altra dell'internat di Viterbo, sono state invietate dall'uomo nella sua casa. Dopo essere state fatte ubriacare, sono state stuprate ripetutamente da lui e da un suo amico. Le vittime si erano fidate dell'uomo, ma l'incontro si è trasformato in un incubo. Dopo le violenze, le ragazze sono riuscite a chiamare il 112 e sono state trasportate al Policlinico Casilino, dove i medici hanno attivato il protocollo Rosa, a seguito dei segni delle violenze riscontrate sui loro corpi. La polizia del 6° distretto del Casilino, coordinata dal gruppo di magistrati del pool antiviolenza della Procura della Repubblica di Roma, hanno condotto un'indagine rapida che ha portato all'arresto di un 26enne rumeno e il fermo di un 47enne albanese. Quest'ultimo stava cercando di fuggire all'estero ed è stato intercettato in un container di un deposito di automezzi al Casilino. Le testimonianze delle vittime sono state cruciali per permettere alla polizia di agire tempestivamente. Polemiche all'incontro di box femminile alle Olimpiadi. Angela Carini si ritira dopo 45 secondi. Dopo 2 colpi ricevuti si vede nettamente pronunciare a bordo campo le parole "fa malissimo". Carini si è ritirata dopo soli 45 secondi dall'incontro di box contro Iman Khelif. Dopo essere stata colpita duramente 2 volte, ha abbandonato il combattimento in lacrime. Il match era molto atteso per motivi extrasportivi, ma è finito rapidamente con la vittoria di Khelif. Carini ha subito un colpo così forte da sganciarle il casco, chiedendo una sospensione prima di incassare un altro duro colpo e abbandonare. Le polemiche sono aumentate, alimentate dalle dichiarazioni di esponenti del governo italiano che avevano espresso dubbi sull'equità della competizione, poiché Khelif era stata esclusa dai mondiali del 2023 per alti livelli di testosterone. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che la gara non era equa, ribadendo l'importanza di competere ad armi pari e di tutelare il diritto delle atlete. Un terremoto di magnitudo 5 ha colpito la Calabria, con epicentro a Pietrapaola, nel Cosentino.
con una profondità di 21 km. La scossa è stata avvertita anche in Puglia e in Sicilia, causando panico soprattutto nella fascia ionica calabrese. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Successivamente, 2 ulteriori scosse di magnitudo 2.3 e 3.1 sono state registrate nella stessa area. Il sindaco di Cosenza, Fra Caruso, ha confermato che non ci sono state scene di panico e che il comune resta in stato di allerta. Domenico Costarella, il direttore della Protezione Civile della Calabria, è in contatto con i sindaci locali per verificare eventuali danni. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha confermato la collaborazione della Protezione Civile regionali e dei Vigili del Fuoco per monitorare la situazione. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile è in contatto con le strutture locali e il capo dipartimento, Fabio Ciciliano. Le prime verifiche non hanno rilevato danni, ma la ricognizione continua per ottenere un quadro più chiaro.